Mentre le pensioni degli uomini sono mediamente superiori alla media nazionale, le pensioni delle donne sono di poco, ma un po' inferiori alla media nazionale. Pensioni e parità di genere, un binomio che sembra ancora molto lontano, soprattutto a Treviso. Se spostiamo i dati di confronto verso un quadrante più ampio, i numeri parlano chiaro. Medaglia di legno per pensioni femminili trevigiane. Se in Italia la media è di 904 euro, Treviso si ferma a 883 euro. Pensioni d'oro invece per gli uomini trevigiani, tra le più alte d'Italia. Rispetto a una media nazionale di 1772 euro, Treviso vola a 1854 euro. E se il gender gap cresce, discorso a parte per gli indicatori economici e sociali della città. Treviso cresce meno che nel resto d'Italia, quindi qualche riflessione forse sarebbe utile farla su quello che è la tenuta del tessuto produttivo. Se parliamo di crescita, podio lontano anche a livello regionale. A Treviso nel 2022 è aumentato sia il tasso di disoccupazione di un punto percentuale, ora fermo al 5,1%, sia il tasso di inattività oggi al 39,2%. Un tasso di disoccupazione che è leggermente aumentato tra il 2021 e il 2022. Il trend della cassa integrazione, ad esempio, che è stato assolutamente impicchiato, un crollo dopo il periodo della pandemia, questa diminuzione che c'è stata chiaramente anche a Treviso in realtà è stata leggermente inferiore, quindi c'è stata una forte riduzione, di fatto ci siamo portati su livelli assolutamente ordinari, ma con una condizione di leggera in qualche modo affaticamento rispetto ad altre province del Veneto. Un termometro economico-sociale del territorio, quello presentato dalla direzione provinciale dell'INPS di Treviso durante il rendiconto del 2022, che ha visto al centro del confronto un tema ancora oggi molto attuale. C'è comunque un'area grigia di persone che lavorano con contratti dove molto spesso i contributi non vengono versati. Abbiamo evidenziato la necessità di intrecciare le banche dati, mettere in fila tutti i furbetti che ci sono nelle varie questioni delle attività lavorative che vengono fatte o in sommerso o in nero e dare una prospettiva alla generazione che lavora adesso e anche alla generazione futura. E a proposito di generazioni future, un 125° anniversario dell'istituto festeggiato proprio con i giovani. Per parlare ai giovani erano presenti non solo i musicisti del liceo Marconi, ma anche una classe del liceo economico-sociale Riccati. È un'occasione anche per rilanciare un discorso di cultura previdenziale.